Eccoci, buonasera signori e signore, siamo tornati finalmente. Come state? Vedo che c'è già un po' di gente collegata e mi fa molto piacere. No, scusate che abbasso di qua. Come state ragazzi? Scrivetemi come avete passato questo agosto, se avete lavorato, se avete cazzeggiato, se avete fatturato soprattutto. Fatemi sapere come sta andando. Io ho fatto un po' di pausa, mi sono preso anche una vacanzina, una settimana di vacanza, anche perché non ho mai smesso, anche durante il Covid, come sapete bene anche voi, e quindi avevo bisogno di un po' di relax. E quindi, anche se di solito lavoro sempre anche ad agosto, mi sono preso un po' di una micro pausa, anche dalle dirette del lunedì, che immaginerete quanto tempo, aspetta che tolgo questo intanto, immaginerete quanto tempo serva, perché oltre a questa oretta e mezza, a volte anche due, in cui facciamo le dirette, serve anche tempo per preparare un po' i contenuti, gli argomenti, eccetera, eccetera. Ok. Allora, aspettiamo un attimo che si colleghi un altro po' di gente. C'è un bel po' ci sono un bel po' di persone nuove poi nel gruppo. Tanti di voi hanno invitato amici, colleghi, insomma, che hanno un'attività locale nel gruppo. Questo mi fa veramente piacere. Continuate a invitarli. Se ritenete che questo gruppo sia utile, insomma, anche ad altre persone che hanno un'attività, può essere solo che positivo. Finché appunto si collegano un po' di persone, vi ricordo, per chi ancora non l'avesse fatto, che c'è la possibilità di ottenere 2 super bonus. Aspetta che lo mettiamo così. Di ottenere 2 super bonus gratuiti, che sono uno, la video analisi, scusate, il video di Google My Business, il video di Google My Business di 2 ore, veramente, veramente toste, che altra gente farebbe pagare tranquillamente. È un video dove spiego quali sono, diciamo, i vantaggi, anzitutto, di seguire adeguatamente la propria scheda Google My Business, e poi come cercare di scalare, diciamo, la classifica. Diciamo, è brutto da dire, ma per dirlo in parole molto povere, ecco, do dei consigli per cercare di uscire prima nei risultati di ricerca di Google. Se non sapete cos'è Google My Business, andate subito a fare una ricerca online e capirete quanto è importante. Quindi ecco, uno dei 2 bonus è questo, l'altro è una checklist che ho preparato per anche qui seguire adeguatamente i propri social, quindi Facebook, Google stesso, Instagram, cose di questo tipo. Ci sono dei consigli e delle best practice per migliorare, diciamo, i propri canali social. Quello che dovete fare per ottenere questi 2 super bonus è semplicemente invitare 10 o anche di più, c'è chi ha invitato anche molti più persone, chiaramente titolari di attività locali. Non invitate gente a caso, perché sarebbe controproducente, non sarebbe né utile a loro né al gruppo. Quindi invitate persone che abbiano un negozio, un'attività, che siano professionisti, eccetera, tramite quel semplice pulsante che vedete, invita. Lo vedete in alto scorrendo il gruppo, è semplicissimo, cliccate invita e scrivete, insomma, i nomi delle persone da invitare. Dopo, quando avete fatto questa operazione, dovete semplicemente scrivere un commento con scritto fatto. Ecco, questi sono i 2 super bonus, quindi il video di Google My Business e poi la checklist. Oltre a ricevere voi questi bonus, ricevono 2 bonus anche i vostri amici invitati. Uno, chiaramente, è l'accesso a questo gruppo Facebook, che è riservato, si accede solo tramite invito, e poi anche il vostro amico o collega riceverà la checklist. Ok? Allora, vediamo intanto chi si è collegato. Aspetta che tolgo questo. Via.
Allora, vediamo. Daisy, ciao Daisy, buonasera. Dora, ciao Dora, Ilaria, ok, vedo un po' di gente nuova finalmente. Stefania, va bene, immancabile. Sandra, anche lei, Monica, grandissima. Simona, Melina, Walter, ciao ragazzi. Con qualcuno anzi, con molte persone di questi abbiamo anche iniziato a lavorare su Google My Business. Siccome ci è arrivata parecchie richieste di consulenza a riguardo, abbiamo attivato un servizio appunto per le persone del gruppo di gestione della scheda Google. Eventualmente, se siete interessati, potete andare a vedere su paolodalago.com, ci sono tutte le informazioni su questo servizio. Finalmente ferie, però si lavora ugualmente. Monica, grande, sempre operativi. Io ho lavorato molto bene tutto agosto. Daisy, mi prendo solo il prossimo fine settimana di relax. Ok, ben trovati. Lavorato molto in agosto, ora sono in vacanza e piove. Luana, è un classico, è un classico. Ok, buonasera a tutti. È registrata? Sì, Alessandra, la diretta è registrata e sarà disponibile anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni nel gruppo. Buonasera a tutti. Ok, bene, perfetto. Allora, iniziamo. La diretta di oggi, come avete visto dal titolo, ha come tema quello della raccolta dei dati. Sapete che io insisto sempre sulla raccolta dei dati, oltre che sulle recensioni, e oggi andiamo nel dettaglio. Non so se basterà questa diretta per spiegare questo argomento. Se vedo che c'è interesse, eventualmente ne faremo anche un'altra più specifica. Premetto, apro una parentesi, anche per chi magari è la prima volta che segue queste dirette, questo non è una diretta monocanale, io voglio che ci sia interazione, no? Quindi scrivete, commentate, mettete anche like, magari quando sto dicendo cose che vi interessano, mettete like, fatemi capire che ci siete, perché sennò è veramente tristissimo, no? Quindi scrivete, commentate, se non mi sono chiare alcune cose ditelo, magari torno indietro, ok? Se avete dubbi scrivete. Ho perso il filo del discorso. Ok, i dati appunto sono un elemento importantissimo che tantissime attività sottovalutano. È veramente un capitale che voi vi fate sfuggire quotidianamente sotto le mani se non li raccogliete chiaramente questi dati e soprattutto se non li utilizzate, perché raccoglierli per lasciarli là poi ha poco senso ed è completamente inutile, no? Ok, allora stasera io vi faccio vedere, prima vi faccio capire poi perché è così importante raccogliere questi dati e soprattutto cosa vuol dire raccogliere dati, perché magari lo avete già sentito, no? di sti dati, e qualcuno avrà sentito dire che i dati sono il nuovo petrolio, sono il petrolio, no? Digitale delle aziende, tutte queste cose qua. E uno dice, sì, vabbè, ma sti dati, cosa vuol dire raccogliere dati? Cosa sono i dati? Cosa me ne faccio dei dati, no? Allora, sapete che in queste dirette io vado sempre molto sul pratico e sul semplice per farmi capire più possibile, anche chi magari non mastica tanto il marketing digitale e cose di questo tipo. Raccogliere anzitutto i dati, cosa sono i dati? Banalmente la mail del cliente è un dato. Dati non vuol dire, magari qualcuno si fa le paranoie che raccogliere dati vuol dire dare sapete, quei cosi, come si chiamano, sti volantini, tipo quando fai le raccolte punti o roba del genere, dove il cliente deve compilare praticamente una dichiarazione di redditi, nome, cognome, via, quando sei nato, dove, perché, eccetera. Ecco, raccogliere dati non è solo questo, alcune aziende lo fanno in questo modo, ma ci sono anche modi molto più semplici, più efficaci anche di raccogliere dati. Quindi dicevamo, il numero l'email è un dato, ad esempio, il numero di telefono, il cellulare è un dato, il nome, anche solo il nome del cliente è un semplice dato. Sapere quando è venuto nel mio negozio, nella mia attività, o quante volte viene è un dato, ok?
sono tutte informazioni che sapere se è stato soddisfatto del servizio o del prodotto è un dato, ok? Quindi sono tutte informazioni che voi potete ottenere dai vostri clienti e che spesso in realtà non fate, perché magari non ci avete mai pensato, perché non avete lo strumento adatto, non avete il tempo magari, perché c'è anche chi magari lavora da solo o ha un'attività incasinata e non ha il tempo di raccogliere i dati. E oggi comunque vi mostrerò come si può farlo in modo veramente molto molto semplice. Ok, allora intanto c'è già qualche domanda, rispondo subito dato che comunque sono domande veloci da rispondere. Per raccogliere i dati è necessario un gestionale. Allora, Desi, dipende da qual è l'obiettivo, la strategia, eccetera, eccetera. Io sono sempre a favore dei software e dei gestionali, se è un gestionale fatto bene, chiaramente, perché il software spesso ti permette di automatizzare una marea di attività, di comunicazione anche con i clienti, ti permette di avere tanti dati da analizzare e chiaramente ti fa risparmiare anche tanto tempo, spesso, no? Se è fatto bene. Quindi può esserti utilissimo sicuramente un gestionale, però appunto dipende da qual è il tuo obiettivo. Se, come spesso vedo, prendo un gestionale che ha un miliardo di funzioni, no? Poi però sono in bomba perché non so più cosa fare di tutte queste funzionalità che ha il mio gestionale e non ne uso neanche una, a sto punto meglio usare uno strumento molto più semplice che faccia poche operazioni, ma quelle operazioni mi siano utili e poi ci ricavi qualcosa di utile, no? di interessante, di proficuo per la mia attività. Magari dimmi anche che tipo di attività hai, che così vediamo. Occorre chiedere autorizzazione per la privacy. Scusate che non vedo i nomi da qui, li vedo da qua. Elena. Allora sì, assolutamente sì, l'autorizzazione, la privacy, il GDPR, se non chi magari, dovreste saperlo, insomma, cos'è il GDPR ormai, è fondamentale avere l'autorizzazione del cliente, deve esserci assolutamente il suo consenso al trattamento dei dati. Poi Alessandra, ho un gestionale, ho tutte le info dei clienti, so tutto di loro. Bravissima, bravissima Alessandra, questo è il top. Tu devi sapere vita, morte, miracoli dei clienti e soprattutto, cosa molto più, cioè molto importante, non devi saperlo solo tu, vita, morte, miracoli dei clienti, ma anche chi lavora con te, le tue collaboratrici, collaboratori, perché se risponde al telefono una persona che non sei tu, oppure risponde a una mail, a un messaggio di un cliente, va tutto vanificato, no? Invece se hai uno strumento che ti permette di avere tutte le informazioni sotto mano di quel cliente, non solo tu ma anche chi lavora insieme a te, questo è molto più efficace nei confronti dei clienti. Allora, avete già iniziato a bombardare di domande, questo mi fa veramente molto piacere. Vediamo se riesco a rispondere a qualche altra e poi iniziamo. Allora, buonasera a tutti. Domanda: per quanto tempo dobbiamo tenere in memoria i dati dei ex clienti? A me hanno consigliato di mandare sempre le promo anche se non vengono più da tempo. Katia. Allora, dipende cosa vuol dire per ex cliente intanto, perché un cliente che non viene da te da tanto tempo, per me non è un ex cliente. Ex cliente vuol dire un cliente perso. Un cliente che non viene da tanto, che non viene da tanto, insomma, che non viene da tempo da te, è semplicemente un cliente che ha bisogno di essere magari risvegliato, bisogna dargli un attimo di stimoli a tornare, una motivazione a tornare, no? Quindi io sono della filosofia, i dati li tengo più possibile assolutamente, poi ci sono alcuni dati che
per il discorso GDPR possono essere tenuti per un max di 10 anni, mi sembra, qualcosa del genere, però insomma più riesco a tenere dati e informazioni sui clienti, meglio è, quindi assolutamente no, è tutto oro che non va buttato via. Le promozioni e cose di questo tipo dipende sempre dall'attività e dal tipo di prodotto o servizio che si vende, però insomma e anche dal tipo di promozioni, perché se mi parli di promozioni che sono semplicemente sconto, compra qui, compra qua, sconto 10, quelle lì sono cose un po' banali, diciamo, tra virgolette. Si possono fare anche delle cose molto più interessanti, come delle promozioni, tra virgolette, personalizzate in base al cluster, diciamo, un termine un po' complicato, però posso decidere che se il mio cliente, per esempio, ecco, vedo un salone parrucchiera, se il mio cliente non torna non lo vedo in negozio da 3-4 mesi, posso impostare che tutti i clienti che non si fanno vedere in negozio dopo 4 mesi gli faccio partire un'email, un SMS, un WhatsApp, quello che gli dà uno stimolo, quindi in questo caso potrebbe essere sì una promozione, guarda, mi manchi tanto e voglio rivederti, ti faccio uno sconto del 10%, adesso sparo a caso, oppure ti regalo uno shampoo o ti faccio provare un nuovo servizio, che ne so, cose di questo tipo, no? Quindi sono anche promozioni che partono anche in automatico, si possono fare veramente una marea di automazioni da questo punto di vista. Però ecco, in generale è importante continuare a mantenere il contatto, il rapporto col cliente, ok? Perché è anche quello il problema che vedo di tante attività. Quello che succede è che il cliente entra nel negozio, nel ristorante, nel mio salone di parrucchiera, di quello che è, entra una volta, si trova magari anche bene e poi io non ho più modo di entrare in contatto con questo cliente e cercare di farlo tornare nel mio negozio, perché devo anche non posso sperare sempre nel passaparola o che il cliente si ricordi di me o cose di questo tipo, perché i clienti hanno una marea di altre cose a cui pensare, no? Quindi cercare di stimolarlo, ma non sempre con ste cacchio di promozioni, sconti e roba, eh. A volte bastano anche delle mail informative o comunicazioni che non sono di vendita pura per fargli tornare di nuovo in mente che esistiamo e che il cliente ha bisogno dei nostri servizi / prodotti, ok? Paolo, ci consigli un programmino semplice di gestione mailing list? Allora, anche qua, Stefania, dipende sempre da cosa bisogna fare, dagli obiettivi e tante cose. Diciamo che se così, senza tanto ragionarci sopra, se vi serve semplicemente un software per mandare mail, banalmente, diciamo ne esistono parecchi, quello che mi sento di consigliarvi è o MailUp, anche se che è italiano, anche se ha dei costi, insomma, oppure c'è MailChimp, che fino a 2000 contatti è gratuito, è un buon software, molto semplice, non è complicato da usare, chiaramente non essendo complicato non ha neanche tante funzionalità automatiche o cose di questo tipo, però insomma è già un buon softwareino. MailChimp, insomma, io l'ho usato, ogni tanto lo uso ancora, non è niente male. Ok, allora, oggi, questa sera, intanto io comincio con, diciamo, a mostrarvi un attimo due cose, ma comunque scrivete commenti, se vi vengono in mente cose che volete approfondire, scrivete pure. Allora, oggi vi faccio vedere nello specifico uno strumento che abbiamo creato noi, qualcuno sa già insomma di cosa sto parlando, che è Recensione OK. Questo l'abbiamo creato in ambito ristorazione. Ok, anche se adesso stiamo valutando se estenderlo anche ad altre tipologie di attività, perché è molto versatile anche su altre tipologie. L'avevo pensato sulla ristorazione perché appunto insieme l'avevamo pensato per il turismo in realtà all'inizio, però poi ci siamo resi conto che in ambito ristorativo ci sono, oltre ad esserci una marea di ristoranti in Italia,
I ristoratori da questo punto di vista sono, diciamo, non hanno proprio l'abitudine di raccogliere dati, mentre magari alcune attività, come per esempio gli hotel, c'è già una sorta di raccolta dati, nella ristorazione è quasi inesistente. Adesso con la post-Covid qualcosa ha iniziato a muoversi, però insomma siamo ancora veramente molto molto indietro. Allora ecco, vi faccio vedere questo strumento che abbiamo creato, ed è un modo per mostrarvi quanto semplice può essere raccogliere dati, sfruttarli per fidelizzare i clienti, per vendere di più, soprattutto senza fare praticamente nessuna attività da parte vostra, nessuna perdita di tempo, nessuna cosa da imparare, software da installare, macchine, hardware o cose da installare nella vostra attività. Recensione ok, questo appunto è il tablet che noi abbiamo creato. È un tablet che appunto adesso lavora nella ristorazione, però appunto lo stiamo aprendo anche ad altre attività. E nella ristorazione viene consegnato dai camerieri al termine del pranzo o della cena, durante il caffè, insomma, magari si porta insieme al caffè o al conto, e i camerieri appunto semplicemente chiedono una valutazione sull'esperienza, no? Qua c'è un video, forse non riuscite a sentire l'audio, però vabbè, ve lo commento Il finché cameriere al termine del va. pranzo o della cena consegna al cliente il Ecco, vedete, tablet qua il e cameriere propone le sue praticamente esperienze. consegna il tablet, gli semplicemente L'interfaccia è semplice, le dice domande vorremmo sono una molto valutazione veloci e sull'esperienza, e permettono vedete di che ci sapere sono quanto il cliente alcune è stato domande soddisfatto molto del servizio, semplici del menù e dei tempi con di attesa. risposta a Saprai faccine. come ha conosciuto il tuo Adesso locale, ve le ad mostro anche esempio nel tramite dettaglio. passaparola, cercando di sicuro, Il passando cliente di può zona, dare appunto eccetera, e delle potrai ricevere valutazioni i suoi sul menù, suggerimenti per migliorare. servizio, Potrai eccetera, ottenere può la dare dei mail del cliente per suggerimenti, può fidelizzarlo, dire come ha inviarla ai tuoi conosciuto eventi o il inviargli locale, promozioni può riservate. lasciare la mail per Inoltre verrà entrare per inviato esempio in una automaticamente una lista serie di clienti messaggi VIP, email che lo oppure inviteranno ottenere a subito scrivere una un recensione, a omaggio, tornare nel tuo oppure la locale e volta a suggerirlo successiva agli amici. in cui torna. Sono Ditemi due se modelli sentite accessibili a l'audio tutti e potrai analizzare del e video. testarli. Si sente l'audio? Si sente l'audio del video, Stefania? Che se no, se ci parlo sopra faccio casino. Datemi un cenno. Ok. Allora lo lascio andare senza... In vari formati. Quali sono i vantaggi per te? Potrai fidelizzare i tuoi clienti automaticamente, stimolare il passaparola, aumentare le recensioni positive, ridurre le recensioni negative, dato che il tablet funziona come sfogatoio nel caso qualcosa sia andato storto. Potrai ottenere i contatti dei tuoi clienti e farli tornare. Aumentare il valore del tuo locale creando un enorme database di clienti. Inoltre farai percepire al cliente che la sua opinione è apprezzata ed importante. Ok, allora, questo è appunto uno strumento che noi abbiamo creato. Come vedete è semplicissimo da utilizzare, perché appunto basta, a livello diciamo di tempo, energie e risorse da parte del ristoratore è praticamente zero, perché quello che deve fare è semplicemente spiegare ai propri camerieri di consegnare questo tablet al termine della cena. Poi è il cliente che fa tutto in completa autonomia, quindi compila questa sorta di questionario, diciamo, banalmente, questionario digitale, fa tutto da solo e poi lascia il tablet e il cameriere torna a riprenderlo. I dati vengono salvati diciamo in un pannello riservato, non vanno online, quindi sono delle specie di recensioni, tra virgolette, molto più dettagliate, ma restano visibili solo al ristoratore, non vanno su online come può essere TripAdvisor o cose di questo tipo, no? Allora, adesso vi mostro le domande e vi spiego un po' meglio come potete anche voi fare una cosa di questo tipo, anche con carta e penna potreste farla una roba di questo tipo, no? Ovviamente è molto più macchinoso perché poi dovete dare il foglio, dargli la penna, anche le cose banali, no? Non c'è la penna, allora prendi la penna, poi il cliente deve scrivere, deve riconsegnartelo, tu devi trascrivere tutti i dati, insomma è un po' più complicato, però
può essere, per iniziare, può essere utile anche quello, anche perché vi renderete conto veramente di una marea veramente di input che i vostri clienti possono darvi e che spesso di cui non vi rendete conto. La cosa che mi dicono spesso i ristoratori è: no, ma guarda, a me non serve, perché io quando il cliente viene a pagare in cassa gli dico sempre: ma anda tutto bene, tutto a posto, e il cliente lì mi dice no. Sì, io gli dico certo, perché tu credi che il cliente ti dica la verità quando vai a pagare in cassa, no? Il cliente non gliene frega una mazza di dirti la verità, perché poi lo vedremo. La statistica dice che è solo il 95% è il 5% delle persone insoddisfatte, solo il 5% delle persone insoddisfatte ti dice che effettivamente ha avuto un problema nella tua attività. Il resto semplicemente cosa fa? Paga, ti fa un sorrisone, ti dice sì, tutto a posto, benissimo, poi semplicemente non lo vedi più, non torna più nella tua attività perché c'è stato un problema, e peggio ancora ne parla male con gli amici, oppure pubblica una recensione negativa su Google, su Facebook, su TripAdvisor, eccetera, eccetera, ok? Quindi questo per esempio è il nostro strumento. Noi abbiamo fatto, e vi consiglio di fare anche voi se volete fare anche una cosa del genere su carta, fate una cosa semplicissima. Come valuti accoglienza e servizio? Vedete, domanda veloce, con le faccine. Noi abbiamo messo le faccine anche, insomma, per essere una cosa abbastanza facile, easy, ok? E quindi quello che chiediamo è, per esempio una ristorazione, è come valuti accoglienza e servizio, quindi il cliente può dare una valutazione da 1 a 5, ok? Da faccina incazzata a faccina felice, da una valutazione sui tempi di attesa, e poi una valutazione sulla qualità dei piatti. Abbiamo aggiunto poi anche una funzione che è quella di chiedere nello specifico cosa non è andato bene. Quindi se il cliente dà una valutazione da 1 a 3, quindi da faccina incazzata a non soddisfatta, diciamo, le prime 3, gli viene chiesto nello specifico, in base alla domanda, cosa non ha gradito, per esempio, nella qualità dei piatti. Ok, può essere, che ne so, piatto c'era troppo abbondante, oppure troppa poca cosa, oppure il piatto era freddo, era troppo caldo. Quindi è la stessa cosa per i tempi d'attesa. Cosa nello specifico dei tempi d'attesa non ti ha soddisfatto? I dessert, i primi, i menù, l'antipasto, ok? Quindi riesco a capire nel dettaglio cosa non è andato bene dell'esperienza del cliente. Altra cosa fondamentale che vi consiglio sempre di anche chiederlo a voce, questo è importantissimo, anche chiederlo a voce, come ha conosciuto la vostra attività, il vostro negozio, eccetera. Qui noi abbiamo messo, insomma, dei canali che sono legati magari al mondo della ristorazione, chiaramente tutto personalizzabile, ed è importantissimo per capire qual è il canale di comunicazione, se i canali di comunicazione che usate funzionano o meno. Ad esempio, se fate campagne su Facebook, potete capire se effettivamente, oltre a like e cazzate del genere, effettivamente queste campagne vi portano anche clienti, perché alla fine è inutile fare campagne su Facebook per aumentare il numero dei mi piace o roba di questo tipo. Le campagne vanno fatte per portare fatturato, incassi, ok? Quindi con questo strumento, con questo modo, potete capire se effettivamente funzionano. Oppure potete capire se c'è passaparola, se i clienti parlano bene di voi, o cose di questo tipo, ok? Oppure posso migliorare il posizionamento locale, quindi magari sono in una zona che funziona, non funziona, perché vedo se mi conoscono perché passano in zona, o perché mi cercano su Google, oppure perché qualcuno ha consigliato la mia l'attività. Un'altra domanda che per esempio secondo me è interessante è capire perché il cliente ha scelto la vostra attività. Perché spesso, parlando anche con tanti negozianti o insomma professionisti così, c'è che magari chi è convinto ad avere dei punti di forza, che in realtà vede solo lui, no?
oppure in realtà ha dei punti di forza, quindi degli elementi di attrazione verso i clienti che non si rende conto di avere, ma sono proprio quelli che permettono, che fanno in modo che il cliente scelga il mio negozio piuttosto che un altro, la mia attività, il mio ristorante piuttosto che un altro, ok? Quindi anche qui sono tutte domande, risposte personalizzabili. Cerchiamo di capire perché il cliente ha scelto di entrare dalla porta e comprare un prodotto o un servizio. Ecco, qui appunto, scusate, ho sbagliato, non è il 5 ma è ancora peggio, è il 4%, quello che vi dicevo prima. Se un cliente è insoddisfatto, probabilmente non vi dirà nulla. Perché non vi dice nulla? Perché magari a voi verrebbe da dire, ma scusa, se hai avuto un problema, semplicemente dimmelo, se sono un ristoratore dillo al cameriere, se la tua bistecca faceva schifo, era un pezzo di legno, dillo al cameriere che te la cambia, te ne fa un'altra, no? Viene semplice da pensare, in realtà ci sono 1 miliardo di fattori che possono bloccare il cliente da dirvi se ci sono problemi, perché magari, che ne so, perché sono timido, o perché sono lì con la fidanzata, non voglio fare la figura da rompipalle, o perché ho paura della reazione del ristoratore o del negoziante, di chi è, perché poi c'è anche tanta gente che sbrocca male, no? Quando vai a toccarli su alcune cose. Insomma, ci sono 1000 motivazioni che possono bloccare il cliente da dimostrare di avere un problema, di non essere completamente soddisfatto. Il fatto di dargli appunto un tablet, un foglio di carta dove scrivere, dove dire la propria opinione, è un modo appunto per dargli un canale dove lui si senta, tra virgolette, sicuro, dove appunto sfogare le proprie frustrazioni, i propri problemi con l'esperienza da voi, ok? Perché è importante capire, perché oltre a lui questo problema potrebbe averlo anche altre persone o potrebbero averlo i clienti futuri, no? Quindi è importante capire se ci sono delle problematiche che vanno risolte. Ultima cosa, ultimo passaggio che noi mettiamo per raccogliere appunto i dati specifici del cliente sono quelli appunto di dargli un incentivo, un omaggio, un regalo. Inizialmente pensavamo che la cosa non funzionasse più di tanto, questa, quando eravamo ancora in fase di test. In realtà abbiamo visto che veramente ci sono delle cifre, dei numeri, diciamo, veramente importanti. Abbiamo una media di tasso di conversione medio del 62% di mail, quindi 7 persone su 10 lasciano la propria mail, e questo è veramente un dato pauroso, ragazzi, perché voi magari non siete abituati a ragionare su acquistare i dati del cliente, no? Dico brutalmente, ma dovete sapere che tante aziende, tante agenzie, quello che fanno è pagare per avere i dati dei clienti, quindi fare campagne Facebook per avere la mail, il nome, il numero di telefono di potenziali clienti a cui inviare, non so, delle proposte, delle offerte, il catalogo, così tipo. Quindi vuol dire dover pagare, spendo 50 euro e ottengo, che ne so, i contatti di 10 persone. Adesso sparo numeri a caso, vuol dire che pago 5 euro per ogni diciamo pacchetto di dati di ogni cliente, magari il nome, la mail, il numero di telefono. Cioè 5 euro vi sembrerà un prezzo spropositato, ma sappiate che c'è chi paga anche molto molto di più per un lead, no? Si chiamano lead, potenziali clienti magari da contattare. Ci sono aziende che pagano anche centinaia di euro per un lead. Avevo letto a riguardo, per esempio, nel mondo legale in America, ci sono i costi per click su Google, nelle ricerche Google più alti al mondo, se non ricordo male. Per esempio, se cerchi, non so, avvocato a New York o cose di questo tipo, in americano ovviamente, il costo per click, se vuoi pubblicizzarti e essere primo su Google, arrivano anche a centinaia di dollari, quindi un semplice persona che fa click sulla mia pubblicità, no? Quindi questo per dire che
là fuori è pieno di persone che sono disposte a pagare per avere i dati dei clienti. Qui, in questo modo, li avete completamente gratis, cioè voi non spendete assolutamente nulla per ottenere i dati dei clienti. Quindi già questo dovrebbe farvi capire quanto è importante, quanto ha valore questa cosa. Ecco, qui vi faccio vedere ad esempio quello che parte in automatico in questo caso, per questo cliente. Qui il cliente che lascia la mail riceve subito, immediatamente, dopo qualche minuto, gli arriva una mail che gli dice grazie per essere stato nel nostro locale. Il regalo che ti abbiamo riservato in questo caso erano delle polpette artigianali, eccetera, eccetera, che potrai avere la volta successiva che torni. Ok, quindi io torno fra una settimana, 2, gli mostro la mail e il cameriere sa già che appunto dovrà portarmi le polpette. Poi chiaramente non è che uno viene lì a mangiarsi solo le polpette, no, ordina da bere, ordina lo spritz, il prosecco, quello che è. Quindi vuol dire far tornare nuovamente un cliente a fronte di una spesa veramente minima, perché cosa ti costa fare 3-4 polpette, insomma, anche perché poi il cliente non è che torna da solo, torna con la fidanzata, con gli amici, eccetera, eccetera, ok? Ecco, poi questo locale, ad esempio, tracciava benissimo ogni numero preciso, ogni cliente che tornava lo monitoravano, perché appunto avevano aggiunto nel loro gestionale la voce polpette gratuite, quindi sapevano anche quanti clienti tornano ogni mese. Qui appunto, vabbè, qui vedete anche il flusso di mail automatiche che partono, tutte cose di cui ci occupiamo noi chiaramente, ma per farvi capire che parte una prima mail automatica con diciamo il regalo, con l'omaggio per il cliente, per far tornare il cliente, insomma, la volta successiva. Poi ne parte un'altra il giorno dopo in cui gli si chiede una recensione, ok? È importantissimo perché appunto io posso su grandi numeri, perché pensate a un ristorante quante mail può raccogliere ogni mese, o un hotel o anche insomma altri tipi di attività. Pensate che queste mail partono in automatico, ma è come se venissero scritte a mano dal titolare, perché noi mettiamo il mittente che è che ne so, Antonio Rossi, cioè insomma il titolare dell'attività, vengono scritte in modo testuale, quindi non ci sono immagini o schifezze varie, è come se qualcuno ti scrivesse veramente una mail manuale, e quindi hanno molto più valore, e la possibilità che il cliente effettivamente compia l'azione, quindi di scrivere la recensione o passare parola agli amici, eccetera, è ancora molto più alta. Infatti ci sono state una marea di nuove recensioni. Ok, poi vi mostro appunto nel dettaglio questo caso studio. Allora, vediamo intanto se ci sono domande relative e poi vediamo anche nel dettaglio quali sono tutti i vantaggi di raccogliere i dati. Allora, Monica, eccola qua. Allora, io ho uno studio olistico, da sempre raccolgo i dati e attraverso la firma della privacy chiedo se posso, oltre che archiviare i dati, ho il consenso di inviare buoni sconto, promozioni, eccetera, eccetera. Ok, ottima cosa, Monica. Che tipo lo fai e poi effettivamente di inviare queste promozioni, questi buoni? Funziona? Come ti trovi? Fammi sapere. Poi, Katia, c'è un sondaggio semplice da inviare via WhatsApp al cliente e ogni quanto al sondaggio si deve fare, settore estetica, io lo faccio già, ma vorrei ottimizzare, confermo che è molto utile. Allora, Katia, WhatsApp è già un po' più complicato, diciamo, perché come canale, diciamo, non è facilmente integrabile da software esterni. Quindi non è così semplice come per le mail, ad esempio, però è una cosa che si può fare.
Diciamo che tu potresti appunto inviare un messaggio automatico che reindirizza su un link, no? Quindi clicca qui e lascia, cliccando sul link, il cliente si apre una specie appunto di quello che abbiamo visto prima, no? Quindi sondaggio a cui rispondere. È una cosa che eventualmente noi possiamo anche integrare. Il fatto è che appunto WhatsApp non è semplicissimo da gestire, però ci stiamo ragionando insomma su questa cosa. Ecco, la differenza più che altro sul piano, come dire, sul piano personale, sul piano pratico, è proprio la differenza tra mandarti un link automatico e il darti un tablet in mano. Questo abbiamo visto che fa veramente tutta la differenza del mondo, perché noi all'inizio abbiamo fatto dei test anche per esempio dando, non so, un cartoncino con un link o roba di questo tipo, ma veramente è giorno e notte, cambia completamente tutto, perché un conto è se ti do in mano il tablet, tu non hai niente da fare, è la cosa più semplice del mondo perché è già acceso, devi solo cliccare, lo faccio vedere questo, il tablet. Questo tablet te lo do in mano, tu devi solo schiacciare inizia e rispondere a tutte le domande, ok? È veramente semplice perché sono lì, mi bevo caffè, non ho niente da fare, faccio. Un altro conto è darti a fare un'azione come andare su un link o cose di questo tipo. Sembra banale, ma è molto sono molto diverse le due cose, perché appunto poi, sai, il WhatsApp lo vedo, poi dico ma sì, lo faccio dopo perché magari sto già guidando o cose di questo tipo. Quindi questo è molto diverso tra le due cose. E poi anche proprio il gesto di darti il tablet è molto diverso dal mandarti un messaggio, che tanto anche il cliente lo sa che ormai alcune cose si possono automatizzare, no? Invece darti il tablet, questo ce lo dicono anche i ristoratori che lo usano, è proprio già quello un segnale, una dimostrazione molto importante da parte del ristoratore, che è quello di dire, caro cliente, guarda che a me la tua opinione interessa parecchio. Ed è per questo che io ti do in mano questo tablet dove tu puoi dire quello che vuoi, dare una valutazione. Ok? È proprio un segnale di attenzione al cliente ed è uno dei vantaggi, diciamo, di questo strumento. Spero di aver risposto, Katia. Poi Stefania, questa cosa del cliente insoddisfatto che non parla mi sembra il punto focale di tutto. È come lo spettatore a teatro che non ride le battute per paura di disturbare gli attori. Sì, guarda Stefania, è proprio così e pochi se ne rendono conto, sinceramente, perché magari sai, chi è dentro alla propria attività magari vede le cose in un modo diverso rispetto a chi è dall'altra parte, quindi dall'altra parte del bancone. E come dicevo prima, appunto, il cliente non è lì per, diciamo, cioè non è lì per te, ok? Il cliente non è lì per te, per fare un favore a te o per aiutarti, anche se, cioè, la dico anche brutalmente, anche se magari su Facebook vedo girare determinate cose su cui non sono molto d'accordo. Alla fine siamo tutti egoisti, ragazzi. Il cliente viene da te perché lui vuole soddisfare un proprio bisogno, una propria necessità, non ne frega una mazza di te, banalmente, ok? Adesso la sto mettendo molto male, però giusto per farvi capire nel dettaglio questa cosa. Quindi se io vado in un ristorante con la mia fidanzata, non me ne frega un cazzo che sia che per te sia, che ne so, che sei senza camerieri perché tutti hanno avuto la febbre, anzi, hanno il raffreddore, hanno la dissenteria, dai, che è un brutto periodo adesso per avere la febbre, o che ne so, o che non hai pagato la bolletta e sei senza gas o roba di questo tipo, ok?
È brutto da dire, ma io vado nel ristorante perché voglio mangiare bene, voglio passare una bella serata con la mia fidanzata e soddisfare le mie esigenze, ok? Quindi se tu come ristoratore hai un problema perché il cameriere è incazzato, perché il cuoco gli hai fatto girare i coglioni e quindi cucina male, eccetera, sono problemi che non possono ricadere sul cliente, ok? E il cliente spesso, cioè queste cose neanche se le aspetta, quindi non gli viene neanche magari naturale di dire, di segnalare questo malessere che può avere all'interno dell'attività. E poi appunto, come dicevo, se sono lì per vivere una bella esperienza, magari non ho neanche voglia di rotture di balle, perché magari se dico che ho avuto un problema, poi nasce la discussione, oppure appunto, come dicevo prima, non voglio fare la figura di quello che rompe le palle, eccetera, eccetera, ok? Quindi è anche comprensibile che le persone effettivamente non manifestino un disappunto o di non essere soddisfatte. Il nostro compito è quello di dargli una via, uno strumento, un canale per comunque far capire che non è stato soddisfatto e capire dove migliorare la sua esperienza. Ok, poi sì, è terribile e magari lo scopri dopo. Esatto. Vediamo. Qua penso Luana. Io mando al cliente il giorno dopo la richiesta di recensione da TripAdvisor, ma non hai riscontro. Cosa vuol dire che la mandi da TripAdvisor? La usi col sistema di TripAdvisor automatico? Perché anche il modo in cui viene inviata la richiesta di recensione può fare la differenza, perché un conto è se la richiesta di recensione la manda TripAdvisor, quindi il signor nessuno personalmente parlando, ok? Perché TripAdvisor è semplicemente una società, un'entità. Un conto è se è Luana Andreas, adesso non so se è il tuo cognome, comunque se è Luana che mi manda una mail che sembra scritta magari anche veramente a mano, ok? Che mi dice: guarda, ti ringrazio molto per essere stato da noi ieri sera, avrei piacere che mi lasciassi una recensione su TripAdvisor, su quello dove vuoi, dato che molte persone, molti clienti come te ci cercano la nostra attività, cercano informazioni sulla nostra attività tramite questi strumenti. La tua opinione sarebbe veramente molto importante per noi perché ci aiuta ad attirare, insomma, da far conoscere la nostra attività, a far mangiare bene le persone, bla bla bla, ok? Scritta così, in questo modo molto diretto e personale, è molto più stimolante rispetto alla mail automatica che ti arriva da TripAdvisor che ti dice sei stato da Ciccio Pasticcio, scrivi qui cosa ne pensi, ok? È molto diversa la cosa. Certo, pacchetti regali a Natale per il mese del loro compleanno, massaggio del mese in promozione, buon sconto. Ah, ok, questa è la risposta. Ok, Monica, quella di prima. Ok, sì, sono promozioni varie, ci sta. Magari cerca di fare anche qualcosa di personalizzato in base a quelli che sono i servizi che il tuo cliente acquistano. Adesso, per esempio, vabbè, tu immagino hai un fisioterapia, centromassagico che è, puoi pensare anche a fare delle promozioni collegate al servizio che ha acquistato il tuo cliente, no? Quindi, che ne so, ho fatto il massaggio rilassante in automatico, il giorno dopo ti mando una promozione legata a un servizio parallelo al massaggio rilassante, no? Oppure, che ne so, sono una parrucchiera, sono venuto per tagliarmi i capelli, faccio anche la barba, ad esempio, mi sono fatto i capelli, ti mando la promozione per fare il taglio della barba la volta successiva, che ne so, cose di questo tipo, no? Quindi cercare di fare promozioni anche collegate al servizio che ha acquistato il cliente in quel momento. Poi
Deve essere anonimo. Sandra, cosa intendi? Il sondaggio? Bah, guarda, in realtà non abbiamo mai avuto problematiche di questo tipo, nel senso non c'è stato nessun cliente che abbia detto no, non lo voglio compilare perché per qualsiasi motivo. Per esempio, il sistema nostro, ci sono le prime domande che sono assolutamente anonime, poi se vuoi ricevere anche il regalo e quindi lasci la mail, il nome e la mail, in quel caso effettivamente sono dei dati personali, però uno può dire no, non voglio lasciarti il nome e email e semplicemente i dati vengono raccolti. Ok, allora, bene, continuiamo allora con quello che vi stavo spiegando. Allora, alcune cose, vabbè, ve le ho già dette, però diciamo che, per esempio, nel nostro sistema ci sono quei 6 vantaggi che avete sentito nel video, no? Quindi fidelizzare i clienti, adesso li rivediamo velocemente così per farvi capire quali sono i vantaggi di raccogliere i dati. Fidelizzare i clienti, quindi cosa significa? Come dicevo prima, creare un canale di comunicazione con i clienti in modo che una volta che entrano dalla porta io abbia uno strumento che può essere l'email, che può essere il numero di telefono con WhatsApp, gli SMS o cose di questo tipo, per riattivare la comunicazione col cliente. Ok, questo è veramente molto molto importante perché non ci si può solo affidare al caso, quindi sperare che il cliente torni o che parli bene di noi. Bisogna in qualche modo insomma cercare di farlo tornare. Ok. Altra cosa, aumentare le recensioni positive, perché come dicevamo, raccogliendo email o numero di telefono, io posso chiedere al cliente di lasciare una recensione. Posso farlo soprattutto anche su quei clienti che sono stati soddisfatti, okay? Perché io vedo nelle prime domande, per esempio col nostro sistema, io vedo se il cliente è stato soddisfatto e allora lì vado a chiedergli la recensione. Se non è stato soddisfatto, chiaramente non vado poi a tirarmi la zappa sui piedi, no? E chiedergli la recensione. Altro punto importante, diminuire le recensioni negative. Quello che l'ha definito uno dei ristoratori, Francesco, che ha usato il nostro sistema, è uno sfogatoio, no? Questo tablet qua che loro usano con i clienti. Perché uno sfogatoio? Perché, come dicevo prima, il fatto di crearti un canale di comunicazione con me che sia protetto, tra virgolette, perché io non devo effettivamente avere a che fare con te direttamente, ma lo faccio tramite uno strumento, è uno sfogatoio. Quindi io se ho avuto un problema, una brutta esperienza nel tuo locale, nel tuo negozio, eccetera, mi sfogo all'interno del tablet e in questo modo magari non vado su Google, su TripAdvisor a scrivere una recensione negativa. Perché spesso chi scrive una recensione negativa lo fa anche per, non diciamo vendicarsi, ma insomma sfogarsi e sfogare la propria, tra virgolette, rabbia, la propria insoddisfazione in qualche modo. Quindi in questo modo invece gli si dà uno strumento che è riservato, dove l'insoddisfazione del cliente resta all'interno della nostra attività, non va sui social. Ok, poi altra cosa importante, raccolta dati chiaramente con il nostro strumento, raccolta dati, quindi qui non serve che vi spieghi quanto è importante la raccolta dati, perché insomma è tutto è quello che stiamo dicendo da 50 minuti, insomma. Poi, ultima cosa è attenzione al cliente, anzi, dimostrare attenzione al cliente. Il fatto numero 6, il fatto di portarti un tablet oppure di darvi un foglio, insomma, dove ti chiedo una valutazione, significa dimostrare che io ristoratore, io titolare di qualsiasi attività,
a me interessa, diciamo, la tua mi interessa sapere se sei stato soddisfatto, voglio sapere se posso migliorare in qualche modo, quindi sono attento alla tua soddisfazione e questa è veramente un'ottima cosa. Dato che siamo ormai a un'ora, vi mostro semplicemente quel caso studio di uno dei clienti. Allora, così vediamo che numeri hanno fatto, perché poi è anche importante capire di che numeri stiamo parlando. Vi faccio anche vedere poi la testimonianza che ha lasciato, dato che dovrebbe sentirsi l'audio. Ciao a tutti, sono Francesco, sono il titolare della Locanda Accadeo e sono una delle 5 attività che insomma ha testato questo apparecchio di recensioni ok e di Paolo, ossia questo tablet che, se seguite la pagina, non sto qua a spiegarvi il funzionamento, vi posso dire soltanto che è di una semplicità disarmante usarlo e quindi darlo ai clienti al tavolo. Noi lo diamo con una promessa di una porzione di polpette artigianali da ritirare la volta dopo che tornano a trovarci. E già vi do il primo dato: abbiamo raccolto 600-700 mail e sono già venuti a ritirare 100 euro di porzioni di polpette. Contate che nessuno va mai a mangiare fuori da solo, significa che noi in un mese abbiamo già visto tornare, grazie a questo strumento, almeno 300 persone. Infatti basta vedere il fatturato dell'ultimo mese rispetto al mese precedente, siamo già sopra il 10% e io penso che buona parte del merito ce l'abbia questo strumento, che tra l'altro ti fa raccogliere le mail di clienti che poi puoi riusare per altre promozioni, quindi hanno un valore inestimabile. Te ne fa raccogliere tante, ti permette di fidelizzare il cliente, quindi farlo tornare più spesso con le mail automatizzate di Paolo, che poi vanno a richiedere delle recensioni, e le recensioni ovviamente sono aumentate moltissimo, e capite quanto è importante quest'altro dato. Vengono disinnescate poi quelle negative, perché non ne ho più ricevuto uno, perché c'è una sezione compilando il tablet dove si chiedono dei consigli al cliente per migliorare la loro esperienza, quindi quelle persone che proprio sono state male, dove ci sono stati degli errori, li disinneschi già, perché magari sfogano in quella sezione e arriva direttamente solo a te il commento, e ti permette magari poi anche di scusarti con loro, e quindi se non trovi proprio il vero leone da tastiera non sta poi a ribadire su TripAdvisor, su Facebook o su Google che è stato male. Questa sezione dei consigli è utilissima, perché ne abbiamo ricevuto centinaia, credo quasi 300, l'80% sono insomma fesserie, ma quel 20% ci ha dato spunti anche per migliorare parecchie cose, quindi un'altra cosa potentissima che ti permette di fare questo strumento. Io faccio questo video per ringraziare Paolo e per darvi... Ok, ecco, ci tenevo anche insomma a far vedere qualche numero. Adesso vediamo appunto vi mostro ad esempio qualche dato. Ad esempio qui vediamo su un mesetto di raccolta che avevano fatto questi ragazzi. Vedete, c'è stato praticamente la maggior parte delle persone che sono state soddisfatte, solo una ventina insomma di persone su un migliaio, che comunque 20 non son poche, che sono state, anzi forse qualcosa in più, che 30, che sono state insoddisfatte, ed è importante capire cosa non è andato bene. Qui per esempio appunto è stato interessante capire come hanno conosciuto questo locale, perché tra l'altro loro investivano anche su campagne Facebook e Instagram, e come vedete su un migliaio di persone che hanno risposto ce ne sono solo 22 più 45 insomma che hanno conosciuto il locale tramite Facebook e Instagram, quindi per carità non sono pochissime, 70 circa persone, però è un valore interessante per capire se effettivamente quello che hanno speso sui social ha avuto effettivamente un ritorno oppure no. Anche qui, come vi mostravo all'inizio, abbiamo chiesto perché hanno scelto questo locale, quindi
cercare di avere magari delle conferme oppure capire se effettivamente c'erano degli elementi che loro non avevano mai considerato. E questi, per esempio, sono alcuni dei consigli, dei suggerimenti che i clienti hanno scritto. Vedete come arricchire il menu stagionalmente, meno plastica. Ci sono state anche su altri locali tantissime persone che hanno scritto meno plastica. Quindi questo per chi riesce a capire i dati è veramente un segnale interessante, perché può essere anche un elemento di comunicazione nei confronti dei clienti, oppure diciamo far dirottare alcune scelte su determinati strumenti, determinati diciamo elementi che uso all'interno del mio locale, no? Quindi magari non scelgo più la plastica, ma scelgo altri tipi di materiali, perché vedo che i miei clienti sono attenti a queste cose. Anche questo, maggiore varietà del menu, aumentare la scelta, ok, impeccabile, camerieri più perspicaci. Vabbè, insomma, come diceva anche lui, alcune cose sono magari poco utili, però ci sono magari alcuni consigli che fanno veramente la differenza, anche per scoprire alcuni trend, no? Ecco, giusto per darvi anche qualche numero, e questi sono numeri veramente che, vabbè, nella ristorazione magari è più facile fare numeri alti, perché chiaramente c'è un flusso molto più alto, però insomma considerate che anche per un'attività che non ha flussi altissimi, comunque capire quali sono le eventuali problematiche, anche con clienti fidelizzati, con clienti che magari vengono da voi da 2 o 3 anni, potrebbe esserci determinate cose che magari hanno comunque paura di dirvi, o anche perché magari nasce un rapporto di amicizia, eccetera. Se gli date anche una sorta di sondaggio anonimo, è importante capire eventuali problematiche che ci possono essere. Quindi in questo caso loro hanno raccolto 826 feedback, quindi 826 persone che hanno compilato il tablet, di questi 668 hanno lasciato la mail, quindi un numero spaventoso. 300 clienti sono tornati, questi appunto davano le polpette artigianali, quindi 300 di questi, e questo è un dato che hanno riscontrato loro, quindi un dato preciso. 300 sono tornati grazie all'incentivo, hanno raccolto 275 consigli. Qui, tra l'altro, avevamo anche inserito la possibilità di invitare altri amici ad ottenere il regalo, quindi stimolavamo ancora di più il passaparola. 48 persone sono entrate diciamo nella lista per ottenere anche loro l'incentivo delle polpettine, e poi appunto 32 recensioni sui social, eccetera, eccetera. Ecco, io direi che ho finito, anche perché è già passata l'ora. Tutto questo riassume sempre la nostra frase, che, dato che spesso sento sempre parlare di come faccio a acquisire nuovi clienti, come faccio a trovare nuovi clienti, eccetera, eccetera, voi dovete sempre ragionare sul fatto che in casa avete già una miniera d'oro, che sono i vostri attuali clienti. Quindi la nostra frase l'avete già sentita ripetere: prima di pensare a trovare nuovi clienti, impara come non perdere quelli che hai già. E questo è uno strumento che vi aiuta, insomma, a capire quali sono eventuali problematiche da risolvere prima di pensare a trovare nuovi clienti. Ok, io spero che vi sia stata utile questa diretta, spero di avervi dato degli spunti interessanti. Vediamo se ci sono ultime domande. Allora, buonasera a tutti. Ok, non ti va il collegamento. Comunque, sì, la diretta potrei rivederla nel gruppo, quindi se hai problemi adesso non c'è, potrei rivederla. Allora, domanda di Stefania. A breve probabilmente parteciperemo ad una fiera di settore aperta al pubblico. In ambito fiera, quale potrebbe essere un buon sistema per la raccolta dati? Io pensavo ad un omaggio, offerte, se ci lasci i dati e torni poi in negozio, potrebbe essere un'idea. Allora, Stefania, sì, cioè anche qui difficile darti una risposta al volo, perché dipende
tante cose, dal tipo di fiera, da cosa, che tipo di omaggio, che tipo di incentivo potresti offrire, chi è il tuo target, perché in base a questi elementi cambia effettivamente le cose. Però ecco, già il fatto di dare un incentivo che abbia effettivamente, cioè pensa che l'incentivo sia utile al cliente, abbia effettivamente un'utilità per il tuo cliente, insomma. In questo caso le polpettine sembrano una cazzata, però effettivamente il rapporto sforzo risultato che ha il cliente è veramente alto, quindi io ricevo questa mail con le polpette e magari comunque ci torno lo stesso in quel posto, o perché magari sono in quella zona e tra un locale e l'altro magari scelgo lui perché mi dà le polpette in omaggio e quindi ci vuol poco, no? È un ottimo incentivo. Nel caso della fiera magari se hai a che fare, se è una fiera business to business è un conto, se è una fiera invece che dove ci sono i privati è un'altra cosa. Sì, potrebbe essere interessante dare magari, come scrivi, un prodotto che loro possano ritirare nel tuo negozio, però appunto anche qui lo sforzo per il cliente deve valere il valore del prodotto, perché se magari, adesso non so dove fai la fiera, ma se devo farmi 20 chilometri per avere, che ne so, un gadgettino o una cazzatina, cioè adesso sto sparando a caso e non sto riferendo a te, però se devo farmi 20 km per avere una spilla gadget, capito? Anche no. Se invece è una cosa interessante che per me come cliente ha valore, insomma, sicuramente può essere un buon sistema. Ok, poi vediamo. Ok, direi che siamo arrivati al termine. Se vi interessa appunto se vi interessano questi argomenti e volete eventualmente anche approfondire. Oltretutto è una fiera organizzata da un'azienda di Vicenza, grande, mi fa piacere. Qual è la fiera, tra l'altro? Cos'è? Forse, come si chiama? Ma è quella che fanno a Vicenza, la fiera, abilmente forse, che magari può avere a che fare con te. Ecco, se vi interessano questi argomenti e volete eventualmente approfondire qualcosa a riguardo, fatemi sapere che magari facciamo una seconda parte di questa diretta, sempre sulla raccolta dati, sfruttamento, eccetera, eccetera. Ok ragazzi? Grazie, abilmente, infatti sì, immaginavo. Grazie ragazzi per gli eroi che sono rimasti qua fino a sta ora di lunedì. Ci aggiorniamo per la prossima diretta lunedì prossimo. Come sempre datemi degli spunti, scrivete nel gruppo domande se avete anche idee, spunti per la prossima diretta, fatemi sapere che ci organizziamo. Ok, buenas noches, ciao ragazzi.